Focus TG, buongiorno e ben ritrovati. In questa domenica di ottobre vi terremo compagnia fino alle 13 con tanta attualità ma soprattutto tanta cronaca da tutto il territorio veneto, e partiamo proprio da qui perché è stata una settimana nera per la viabilità con una lunga scia di incidenti. Vediamo. Una settimana terribile per le strade venete e padovane che venerdì intorno alle 18 ha registrato un maxi tamponamento all'altezza del chilometro 368 dell'A4 poco dopo il casello di Padova Est in direzione Venezia nel comune di Vigonza. 11 veicoli coinvolti, 9 auto e 2 furgoni, miracolati gli occupanti dato che si registra solo una persona leggermente ferita. Un super lavoro per vigili del fuoco, polizia stradale e personale del SUEM che hanno prestato assistenza ai coinvolti e liberato le corsie dell'autostrada nel caos nell'ora di punta degli spostamenti per il rientro a casa e per l'avvio del fine settimana. Un'autostrada che da metà pomeriggio viveva l'inferno all'altezza del casello di San Donà di Piave in direzione di Trieste, con 6 persone morte e una donna che lotta tra la vita e la morte all'ospedale Cafoncello di Treviso. Lo stesso maledetto tratto di autostrada tra San Donà di Piave e Porto Gruaro costato la vita lunedì a Chiara Moressa, la quarantenne di Brugine che rientrava a casa con il cagnolino appena adottato. Un venerdì nero che intorno alle 14:30 aveva registrato lo scontro tra un autosnodato di Bus Italia con una cinquantina di passeggeri a bordo tra studenti e pendolari e un'auto lungo via Marconi a Ponte San Nicolò. 11 le persone ferite, la donna alla guida dell'auto in modo grave, tutte trasportate negli ospedali di Padova. Restano 6 le vittime del terribile incidente stradale lungo Cessalto e San Donà. Rimane gravissima l'unica superstite, Romina Bannini, e a Riccione è proclamato lutto cittadino per 3 giorni. L'ultimo bollettino medico dell'ULSS 2 di Treviso è delle ore 16:30 per Romina Bannini, coordinatrice dell'area educativa di Cuore 21, la cooperativa che segue ragazzi con disabilità. Le speranze di sopravvivere sono ridotte al lumicino. La giovane 36enne, unica superstite del tragico schianto in A4, dove ieri hanno perso la vita 6 persone, tra disabili e volontari, è ancora gravissima. Era stata protetta in parte solo perché seduta nel sedile posteriore tra le valigie. Restano 6 le vite spezzate, vite piene di sogni e passioni, come quella di Alfredo Barbieri, da 2 anni legato alla sua Rossella De Luca, alla quale aveva dedicato proprio poche ore prima parole bellissime. Finalmente ho trovato una fidanzata speciale con un cuore immenso, le aveva scritto. Accanto al post la foto insieme, abbracciati, dietro al mare. 2 sorrisi che si sono spenti, come quelli di Valentina Ubaldi, un'altra giovane accompagnatrice, Francesca Conti, di 26 anni, e Maria Luigi, 34 anni. Alla guida del mezzo l'ex sindaco di Riccione, Massimo Pironi, da sempre impegnato anima e corpo nel volontariato. Loro erano i suoi ragazzi, la mia seconda vita, scriveva in un post su Facebook solo pochi giorni prima. Ragazzi che uno per uno conoscevo, a partire dal loro autista Massimo Pironi, l'ex sindaco. È una tragedia immane, veramente qualcosa che va oltre la normale sopportabilità di un dolore che ha colpito tutta quanta la nostra comunità, perché era una realtà molto conosciuta a Riccione, cresciuta negli anni e seguita dai riccionesi e molto come dire, sostenuta anche nei progetti che portavano avanti. A Riccione fino a domani sarà lutto cittadino. Le salme, che sono state riconosciute dai parenti questa mattina, potranno tornare a casa già a partire da lunedì. Quel centro, Cuore 21, di cui Romina è stata socio fondatore, voleva crescere. Pironi soltanto 2 giorni fa ne aveva parlato con il sindaco, dalle aule ai laboratori. L'avevo incontrato il giorno prima in comune perché mi aveva presentato un progetto di sviluppo di quell'area e c'era sempre questo entusiasmo da parte sua di portare i ragazzi a vedere altre esperienze, a condividere la loro con altre esperienze simili alla loro, e quindi questo era il bello di questa comunità. Un progetto che, assicura il sindaco, nel loro nome vedrà la luce. Una bella realtà veramente cresciuta negli ultimi anni e quindi c'era la volontà di dare gli spazi e i servizi necessari. E assieme al sindaco, ieri i familiari delle vittime in obitorio a San Donà per il riconoscimento delle salme supportate da un team di psicologi. Adesso che sono in paradiso si devono aiutare, perché noi abbiamo bisogno di loro per ricostruire il tutto. Fine, non ho altro da dire.
Sono le 11:40 quando i familiari, scortati dalla polizia, arrivano all'obitorio dell'ospedale di San Donà. 2 ore prima erano nella sede della stradale dove hanno potuto recuperare gli oggetti personali dei loro cari. Genitori, cugini, cognati, le 6 famiglie distrutte dal dolore si ricompongono prima di entrare nella camera mortuaria. Hanno tutti gli sguardi persi nel vuoto, colmi di tristezza e sconforto. La rabbia è sopita solo dal dolore. Li aspetta il terribile compito del riconoscimento delle salme. Ad attenderli gli psicologi. Per ogni famiglia è previsto un colloquio, poi l'incontro per l'ultima volta con il proprio congiunto. È straziante, solo questo posso dire. Le ore passano, la commozione è palpabile, qualche parente si sente male, viene subito assistito dal personale medico. Intanto nel piazzale qualcuno si abbraccia, si accarezza e si conforta con l'amico che condivide la stessa tragedia. Una volta formalizzato il riconoscimento, le salme potranno essere trasportate a Riccione già a partire da lunedì. Oggi o nei prossimi giorni, in ogni caso, oggi e domani saranno qua per la ricomposizione e per la vestizione, poi ci faranno sapere con calma. Ovviamente non vogliamo mettere alcuna fretta in questi momenti, se avranno piacere di riportarli nella città di residenza subito o se preferiranno lasciarli qua fino in attesa dei funerali. Il funerale unico verrà celebrato a Riccione, la data è ancora da decidere. Faremo un funerale a Riccione ma non so dove. E mentre i sindaci del territorio continuano a sostenere che la realizzazione della terza corsia debba accelerare, il presidente di Autovie Venete evidenzia come sia altrettanto fondamentale il comportamento di chi si trova alla guida. È un'autostrada pericolosa. Io credo che con le capacità tecnologiche che adesso abbiamo poter anche inserire alcuni dispositivi di sicurezza in ogni singola automobile, inclusa anche una sorta di scatola nera per capire se ci sono poi anche dei problemi di velocità o di altro tipo, sia assolutamente alla portata. Mi piacerebbe che ci fosse la volontà politica di chiederlo. L'ennesimo incidente su quel tratto particolare di autostrada fa tornare i primi cittadini dei territori interessati sul piede di guerra. Di appelli ne sono stati lanciati molti finora, ma ora non si può più essere sordi. Non è una sfida che i sindaci possono affrontare o vincere da soli, quindi ci vuole la politica a tutti i livelli e ci vuole una forte volontà e credo che ormai il conto delle vittime sia così salato che non ci vogliono altri motivi per individuare questa come una priorità, anzi la priorità. Eppure i lavori stanno procedendo, anzi sarebbero anche in anticipo, secondo quanto riferisce il presidente di Autovie Venete. Lo stato dei lavori della terza corsia è esattamente nei termini, addirittura in anticipo rispetto alle previsioni che erano state annunciate. L'opera prevista dal 2001 al 2005 individuava questo tratto di autostrada con lavori dal 2023 al 2026, termine che poteva slittare di un anno per la questione Covid. Nella realtà siamo addirittura in anticipo. Terminare i lavori sì, ma poi c'è un altro fronte altrettanto fondamentale su cui porre l'attenzione. Ho il massimo del rispetto per le persone che lasciano la vita o che vengono ferite in incidenti, però devo anche dire che siamo di fronte a dei comportamenti di utenti della strada che francamente sono sanzionabili, perché quando si scopre che automezzi arrivano a piena velocità dopo che sono stati annunciati nei pannelli fissi e nei pannelli variabili rallentamenti, dopo che tutti gli altri rallentano e se del caso si fermano e qualcuno arriva senza fare un solo metro di frenata, forse c'è da chiedersi se l'imprudenza non sia davvero la causa di questi incidenti, e se c'è l'imprudenza è ovvio che il messaggio deve essere verso una cultura della sicurezza ancora più accentuata. Nelle strade bisogna stare attenti, non bisogna distrarsi dal telefono, dal televisore o da molte altre ragioni. Di diversa opinione i consiglieri regionali del PD Veneto Zottis e Montanariello, che hanno chiesto un piano di emergenza con l'ipotesi di un commissario. Non è accettabile, dicono, scaricare sulle disattenzioni di chi è alla guida le responsabilità di questa scia di sangue. Bisogna chiudere con la stagione dei ritardi e dell'inerzia, vere cause di quanto tragicamente sta accadendo da troppo tempo, concludono. E a 2 settimane dalla messa a ridosso della 4 per le vittime degli incidenti, Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, invita alla preghiera per le 6 vittime.
La messa a ridosso dell'autostrada, la processione con la statua della Madonna. Sono passate esattamente 2 settimane da quando Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, ha organizzato assieme a Comune, Provincia, ULS2 e Associazione Il Melograno la cerimonia accanto al tratto maledetto della A4 e la comunità è di nuovo a piangere, altre 6 vittime. Non avevamo l'illusione che dopo questa Santa Messa non ci sarebbero più stati incidenti, magari. Tutti nutriamo questa speranza e anch'io ce l'ho. Però, ripeto, diamo voce alle vittime perché abbiamo la consapevolezza che per ora questo tratto continuerà ad essere fragile. Una preghiera invita Don Mauro per le 6 persone che hanno perso la vita e per i loro familiari, ma anche la consapevolezza da parte di tutti della pericolosità di questo tratto della A4. Un appello che faccio: non illudiamoci che è fatalità. Tante persone corrono in autostrada, è una fatalità, può succedere. Mi sembra che in questo tratto, non possiamo più dire che è fatalità. È un rischio e quindi dobbiamo mettere in atto la prudenza. E al di là dell'incidente di ieri, dinamica ed eventuali responsabilità verranno accertate dalle indagini. È un appello, quello di Don Mauro, alla messa in sicurezza della viabilità di questa zona. Interventi che però non escludono la responsabilità dei comportamenti quando ci si mette alla guida. Quando siamo al volante dobbiamo avere però la percezione che non siamo onnipotenti, anche se la strada è perfetta. Le nostre strade non sono, sono fragili, vanno, ripeto, terza corsia, cavalcavia più larghi, piste ciclabili, però anche quando avremo fatto tutti questi interventi non saremo onnipotenti, saremo fragili, dobbiamo stare attenti. E con questo servizio chiudiamo questa drammatica pagina di cronaca. Ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta. Vi ricordo che saremo in vostra compagnia fino alle 13, poi alle 14 saremo a Padova con una maxi diretta dalla Basilica di Sant'Antonio per l'arrivo dei pellegrini partiti da Milazzo per il progetto Antonio 2020, assolutamente da non perdere. E ora torniamo alla cronaca, perché sono gravi le condizioni di un escursionista caduta questa mattina dal Cima Montebaldo al confine tra Vittorio Veneto e Revinelago. La 50enne di Campo San Piero aveva partecipato con altre persone a un'escursione naturalistica notturna quando è scivolata ruzzolando una ventina di metri tra gli alberi. Scattato l'allarme pochi minuti prima delle 8, una squadra del soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane ha raggiunto l'infortunata che aveva fermato la sua caduta in una forcellata risalendo dal basso in una ventina di minuti a piedi. Sul posto, con 30 metri di verricello, sono stati quindi sbarcati equip medica e tecnici dell'Eurosoccorso che hanno provveduto a prestare le prime cure urgenti alla donna, le cui condizioni sono subito apparse gravi. L'escursionista è stata poi trasportata all'ospedale di Treviso. Ed è una vicenda terribile quella arrivata nelle aule del Tribunale di Padova, che ha portato al processo per abusi e minacce su un coetaneo 5 ventenni residenti tra Galliera Veneta, Cittadella e Tombolo. 4 maschi e una ragazza, tutti sui 20 anni, giovani residenti tra Galliera Veneta, Cittadella e Tombolo. Sono le persone che dovranno rispondere delle accuse di violenza di gruppo, diffusione illecita di immagini esplicite, minacce e lesioni personali ai danni di un coetaneo di cui avrebbero abusato dopo che era svenuto al termine di una festa alcolica nel marzo 2021, riprendendo tutto con lo smartphone e poi diffondendo le immagini. La vittima ha presentato denunce ai carabinieri che hanno iniziato le indagini. Non contenti, 2 dei giovani accusati avrebbero affrontato l'ex amico rompendogli una costola e il naso a calci e pugni. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal PM Sargiodini, hanno portato all'apertura del processo. Prossima udienza il 28 ottobre. Un alpinista vola in parete lungo la via 10ª, ferita ma viva.
È successo ieri, poco prima delle 12, una 44enne di Marostica stava scalando quando è volata dalla parete, una protezione quindi ha ceduto e le ha sbattuto con il volto appunto sulla parete. I compagni l'hanno calata su una cengia sottostante dove con un vericello di 50 metri l'infortunata è stata recuperata dal tecnico del soccorso, dall'elicottero e il SUEM di Pieve di Cadore. Dopo che fatto appunto campo base a rifugio Carestiato, l'equipe medica ha prestato le prime cure per un possibile grave trauma facciale. L'infortunata è stata poi trasportata all'ospedale di Treviso. E ora ci spostiamo a Schio perché la notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti lungo via Maranese per un'auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo della conducente rimasta poi ferita. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'auto, mentre la conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per essere poi trasferita in pronto soccorso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E tra Schio e Valdagno controlli straordinari per il contrasto dello spaccio, setacciati parchi pubblici e zone calde. Controlli straordinari con un dispositivo di 10 pattuglie, 25 militari e 2 unità cinofile che hanno pattugliato le zone di transito tra Schio e Valdagno, con posti di controllo mirati presso le principali arterie stradali, Malo, Trissino e Valdagno, per poi svolgere controlli presso le zone calde di Schio e Valdagno per la prevenzione dei disagi giovanili, in particolare l'uso degli stupefacenti. Setacciati quindi locali e parchi frequentati da giovani, in particolare Piazzale Schio e Maglio di Sotto per quanto riguarda Valdagno, per Schio la stazione ferroviaria e le vie del centro. Controlli che hanno portato a rinvenire hashish occultato nei pressi di una panchina di Piazzale Schio e a contestare nel corso del servizio 5 distinte segnalazioni amministrative a carico di altrettanti ragazzi trovati in possesso di 32 grammi di hashish trovati nel centro di Valdagno, nel comune di Sant'Orso e presso la stazione ferroviaria di Schio. Ora parliamo di un incendio sviluppatosi la scorsa notte in un camper a Limena con l'esplosione di una bombola GPL all'interno del mezzo. Ha causato danni a un condominio vicino. L'episodio è avvenuto intorno alle 2:40 e i vigili del fuoco sono intervenuti da Padova. Il rogo si è esteso anche su un'automobile parcheggiata vicino al camper. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri hanno spento le fiamme dell'incendio che si era già diffuso e che aveva causato lo scoppio della bombola. Le fiamme hanno causato danni anche ad una finestra e una tapparella del condominio di fronte. Le cause sono al vaglio dei tecnici del vigili del fuoco e le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa 2 ore. E sarà denunciato dalla Procura per i minori di Venezia lo studente 17enne che ieri ha spruzzato lo spray al peperoncino in un laboratorio dell'Istituto Turazza di Treviso. I carabinieri hanno presentato una segnalazione al magistrato minorile che vigilerà eventuali provvedimenti nei confronti del giovane. Intanto oggi è stata dimessa dall'ospedale Caffoncello l'ultima delle compagne di classe del giovane che era stata ricoverata per gli effetti di inalazione dello spray urticante. E ora apriamo la grande pagina della crisi energetica, aumenti appunto energetici e calo dei consumi. Confesercenti in autunno 400 attività vicentine a rischio di chiusura. Prezzi in aumento e consumi in discesa, 400 attività vicentine a rischio chiusura. Lo scenario autunnale dipinto da Confesercenti. Gli ultimi dati Istat per la provincia di Vicenza sono molto preoccupanti. Siamo la terza città nel Veneto come città più care. Sicuramente questo è comportato dall'aumento dell'energia elettrica che nella città di Vicenza è pari quasi al 78% in più delle spese di energia. Calcoliamo che è in previsione anche un aumento nel prossimo ottobre-novembre quasi del 59%. Dati nazionali, quindi questo dato ci rende veramente la vita molto difficile per tutti i commercianti. Corre l'inflazione spinta dall'esplosione del caro bollette, un trend in crescita che vede Vicenza la terza sul podio tra le città venete dopo Verona e Padova con un più 9% se compariamo l'indice su base annua da agosto 2021. Vai a fare la spesa è aumentato, le bollette sono aumentate in tutto per tutto, giornalmente non so dove andremo a finire. Si tira la cinghia utilizzando un po' meno il gas, un po' meno l'energia elettrica, si va a comprare dove costa anche un pochino meno, non si fanno vacanze,
si sta più a casa. Cose superflue non si comprano più, basta. Si troverà il sistema per cioè pagare meno, consumare meno, perché se andiamo avanti effettivamente in questo modo ci sarà veramente da pensarci. Senz'altro la cena in più, il viaggio in più e l'abito in più. Panoramica dalle conseguenze pesanti su famiglie e anche sulle piccole imprese, del turismo e del terziario, un effetto domino per la tenuta del sistema sociale. Calcoliamo che noi abbiamo circa 4.000 attività commerciali del turismo a Vicenza e si parla di un 10% di chiusure di queste attività, quindi circa 400 imprese. Queste 400 imprese di conseguenza molto probabilmente porteranno alla riduzione di circa 1.500 addetti. Intervento immediato al neogoverno, si chiede di mettere mano a misure per superare la crisi energetica e contenere l'inflazione. In questo momento così difficile abbiamo bisogno di un intervento molto preciso e soprattutto per salvare le imprese. E ora qualche istante di pubblicità, ma noi torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta. Sono passati 59 anni dal tragico disastro della diga del Vajont che causò la morte di quasi 2000 persone nel Bellunese. Oggi, nel ricordo, la ferita è ancora aperta. In Rete Veneta questa sera avrà in programmazione alle 21:15 il documentario L'eco del fango, l'opera del nostro vice direttore Ferdinando Avarino e Fabio Verin, e a seguire il documentario La diga del Vajont di Borgo Italia. E noi invece adesso ci colleghiamo in diretta a Longarone con la nostra Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Buongiorno da Longarone, 9 ottobre 1963, 9 ottobre 2022. 59 anni fa la tragedia del Vajont, indimenticata in tutta la sua tragicità per ciò che ha rappresentato e purtroppo anche per ciò che non ha insegnato, come in queste settimane abbiamo potuto constatare nell'emergenza maltempo delle Marche. Quasi 2000 morti che ogni anno vengono ricordati, commemorati con una serie di iniziative che si protraggono praticamente per tutto il mese di ottobre. Ci troviamo in una aiuola sacra, una aiuola monumentale, prospicente vicino al sagrato della chiesa monumentale di Longarone, dedicata, eretta in memoria delle vittime del Vajont, e con noi c'è Renato Migotti, presidente dell'associazione superstiti del Vajont. Dietro a noi c'è un monumento che è stato realizzato, Migotti, grazie al vostro interessamento, ce lo vuole spiegare? Sì, allora una precisazione. Un tempo noi ci chiamavamo come associazione superstiti del Vajont, ed è l'associazione che è nata nel 1999-2000. Con il 50° anniversario del Vajont abbiamo voluto modificare il titolo della nostra associazione, chiamandola Associazione Vajont il futuro della memoria, perché il tempo passa e purtroppo è inesorabile e porta alla mancanza continua dei superstiti, e quelli che rimangono hanno il dovere di trasferire la testimonianza, la loro testimonianza alle giovani generazioni. Quindi ecco il futuro della memoria, quindi un voltare pagina verso i giovani. Ecco, qui noi ci troviamo nelle vicinanze del sagrato della chiesa di Longarone, dove abbiamo realizzato negli anni, in questo ventennio, un'aiuola monumentale che si chiama l'aiuola della rinascita. È composta da 3 elementi significativi. Il primo, alle nostre spalle, è un monumento
alla solidarietà del Vajont è nato ancora nel 2003 in concomitanza ad una extempore che abbiamo fatto a livello internazionale per ricordare sempre il Vajont. Un extempore di scultura lignea che è stato vinto da una artista argentina e rappresenta la difficoltà di vivere, la difficoltà di salire una montagna e quindi la difficoltà della vita, ma la vita e gli uomini sono sempre legati tra loro da una corda di solidarietà. Questo monumento raccoglie tutte le zolle di terra provenienti da quasi tutte le province italiane. Perché questo? Perché la terra significa solidarietà, significa vita, significa continuità, amicizia, disponibilità, continuità di vita, e quindi abbiamo raccolto delle zolle di terra sulla diga del Vajont, sulla frana del Toc, le abbiamo mescolate con queste zolle di terra che provengono da tutte le province italiane, ma non solo, anche da altri luoghi significativi del mondo dove i nostri longaronesi e la gente del Vajont ha avuto modo di trasferirsi. E poi vediamo un'altra scultura e vediamo un albero, anche questo albero è significativo. Sì. All'altro estremo c'è una scultura che ci è stata donata 3 anni fa dallo scultore Valentino Moro. È una scultura che rappresenta la rinascita del paese, la rinascita sociale della gente che ha sofferto il Vajont e si staglia veramente di fronte alla gola. In mezzo a questi 2 elementi monumentali c'è un elemento vegetale, un elemento naturale, diciamo, un ginkgo biloba. È chiamato anche l'albero della vita perché è l'unico essere vegetale che è vissuto oltre la bomba atomica di Hiroshima. Tanti simboli, tanti segnali per essere non solo presenti, ma per ricordare ciò che è stato il Vajont per questa comunità, per la provincia di Belluno, per l'Italia intera e per il mondo, perché non dimentichiamoci che il 9 ottobre è la giornata internazionale proprio dedicata alla memoria, alle tragedie. Tragedie, sì. Il 9 ottobre è stata istituita una legge alcuni anni fa che è diventata una giornata di ricordo di tutte le tragedie di tipo industriale. Io aggiungerei anche quelle provocate purtroppo dall'uomo, come nel caso del Vajont. La giornata coincide proprio col 9 ottobre perché il 9 ottobre è successe il Vajont. E quindi questa giornata, oltre che essere commemorativa per i fatti del disastro, è commemorativa anche di tanti altri disastri purtroppo successi in Italia. Ecco, a proposito di questi disastri, Migotti, che sono successi e che continuano a succedere, dando dimostrazione del fatto che le tragedie non hanno insegnato nulla nella manutenzione del territorio, negli interventi di prevenzione. Quello che è successo, lo ricordavamo in apertura di questo collegamento, nelle Marche è, come dire, palesemente realistico. Sì, purtroppo abbiamo un elenco enorme di disattenzioni e di mancata osservazione del territorio, dei segnali che il territorio dà, principalmente nel nostro paese. Viviamo in un paese idrogeologicamente molto ma molto fragile. Ecco, non si fa sufficiente prevenzione
per prevenire disastri come quello che lei giustamente ricordava di pochi giorni fa nelle Marche. E purtroppo i cambiamenti climatici ci devono far riflettere su questo problema, devono impegnare le forze amministrative, le forze politiche, ma anche gli stessi cittadini a questa sensibilità di prevenzione sulla natura. Perché non si fa evidentemente mai abbastanza? Non si fa mai nulla a sufficienza. Il Vajont è stato un triste evento che ha comportato 2000 morti, però se noi riscontriamo tutt'oggi purtroppo ha insegnato molto ma molto poco. Ed è, come dire, una drammatica realtà, una drammatica constatazione che si fa di anno in anno, soprattutto proprio in occasione delle celebrazioni qui in provincia di Belluno del disastro del Vajont, di questa tragedia che, lo ricordiamo, causò quasi 2000 morti e che ha provocato, che ha portato con sé una serie di disagi psicologici incalcolabili. Sì, allora ufficialmente, storicamente, scientificamente il numero delle vittime sono 1910, però amiamo ricordare che oltre a queste 1910, che sono quelle che furono o ritrovate o comunque non più riconosciute, identificate e che riposano nel cimitero del Vajont a Fortogna, e in quel cimitero sono anche virtualmente ricordate quelle non più ritrovate. Ci sono state ben altre persone, oltre le 1910, che hanno perso la vita perché si sono lasciate andare, si sono lasciate abbandonare per lo scoramento che fu successivo ai giorni immediatamente successivi. In più c'è da ricordare che mancò, perché probabilmente non c'era la sensibilità, non c'era la capacità, non c'era ancora la cultura dell'intervento di sostegno sociale, psicologico delle persone che avevano subito il disastro. Cosa che invece fortunatamente oggi esiste con team di psicologi, lo ricordiamo per esempio nella tragedia della Marmolada, con team di psicologi specializzati che sono in grado di assistere proprio nell'immediatezza degli eventi tragici le persone, chi è sopravvissuto, i parenti, i familiari. Sì, noi purtroppo non abbiamo avuto questo supporto e ne abbiamo subito evidentemente le conseguenze che naturalmente hanno creato una cicatrice indelebile nei nostri ricordi, nel nostro profondo. Ecco, anche perché lo ricordiamo praticamente ogni anno, quando si è qui a Longarone è impossibile non fermarsi ad osservare la gola della diga del Vajont, che ai noi sovente proprio in queste occasioni viene data come diga crollata, e invece è lì, è ancora lì, e lì è rimasta a, come dire, testimonianza, possiamo dire, della sfrontatezza di quegli anni, della cupidigia, dell'avidità. Ma diciamo anche che la diga, lo sbarramento della diga che ha retto significa anche una corretta costruzione della struttura in sé. Quello che venne a mancare in quel periodo fu una indagine geologica del sito che avrebbe sicuramente, anzi che ha poi suggerito durante la costruzione della diga, che la diga non doveva essere più completata lì, anzi i lavori dovevano essere sospesi. Già, i lavori dovevano essere sospesi. Noi qui ci fermiamo perché ci sarebbe
per la verità da dire, da raccontare tantissime cose, ci sono molti aneddoti che ogni anno vi riportiamo attraverso la viva voce delle testimonianze delle persone che in un pellegrinaggio continuo e costante in questi giorni raggiungono il cimitero delle vittime di Fortogna per deporre un fiore in memoria, in ricordo dei loro cari. Proprio qui nella chiesa ci sono i reperti, sono conservati i reperti storici della vecchia chiesa di Longarone, un paese totalmente distrutto e ricostruito praticamente da zero. Migotti, noi la ringraziamo e per chiudere a chiosa di questo nostro intervento, di questo suo intervento, le chiederei di formulare un auspicio, un messaggio nei confronti di chi ci segue da casa, che del Vajont ha sentito parlare. Bene, il Vajont ormai fa parte del patrimonio storico e culturale principalmente della nostra provincia di Belluno, ma non solo, anche del Veneto. Evidentemente per l'insegnamento che è mancato e che continua a mancare deve essere rinnovato e ricordato proprio perché insegni qualcosa, perché insegni a non realizzare delle opere che potrebbero essere dannose alla vita dell'uomo. Ecco, l'auspicio mio è quello che nell'assenza prossima, ormai nei prossimi 10 anni, dei superstiti, perché ormai per età anagrafica tutti verranno a mancare, ci sia un gruppo di giovani, almeno locali, che porta avanti la memoria di questo evento, altrimenti andremo a perdere anche i valori che il Vajont ha insegnato. Grazie a Renato Migotti e io restituisco la linea da Longarone a voi. Grazie alla nostra Tiziana Bolognani, al suo ospite per questa lunga diretta da Longarone. Ora qualche istante di pubblicità, ma ne torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta, saremo in vostra compagnia fino alle 13, ma vi ricordo che alle 14 saremo a Padova con una maxi diretta dalla Basilica di Sant'Antonio per l'arrivo dei pellegrini partiti da Milazzo per il progetto Antonio 2020, assolutamente da non perdere. E ora torniamo a parlare invece di crisi economica, perché a causa dell'inflazione nel 2022 i veneti perderanno 8 miliardi e 300 milioni di euro di risparmi, a dirlo la CGIA di Mestre. Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo gli risparmi anche delle famiglie venete. 8 miliardi e 300 milioni di euro. E quanto secondo i calcoli dell'ufficio studi della CGIA di Mestre perdono i risparmi dei veneti a causa di una crescita dell'inflazione stimata per il 2022 all'8%, che genera una drastica decurtazione della dimensione economica reale del deposito bancario. Certo, una piccolissima parte di questa perdita di potere d'acquisto verrà compensata dall'aumento degli interessi sui depositi, ma il conto da pagare rimane pesantissimo e colpisce maggiormente le famiglie meno abbienti. Le famiglie più penalizzate in Veneto sono a Padova, Verona e Treviso. A Padova si registra una perdita di potere d'acquisto pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro. Treviso è poco sotto, 1 miliardo e 570 milioni. A Venezia la perdita è per così dire più contenuta, 1 miliardo e 320 mila milioni. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi, altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. Anche lo Stato patisce l'inflazione, ma nel frattempo l'incremento del gettito riscosso è stato sostanzioso. Nei primi 8 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le entrate tributarie e erariali sono infatti aumentate di oltre 40 miliardi e mezzo di euro. Merito, secondo la CGIA, del decreto rilancio e del decreto agosto, ma in particolar modo degli incrementi dei prezzi al consumo che hanno spinto verso l'alto il gettito dell'IVA.
E in questo momento di grave crisi economica dovuta soprattutto al caro energia, nel Vicentino il comune di Valdagno decide di spegnere l'illuminazione pubblica di notte. Le misure adottate finora non sono bastate e così Valdagno si trova ad affrontare costi per l'energia che non lasciano alternative. Bisogna tagliare i consumi in maniera drastica. L'aumento dei costi di gas ed energia elettrica stimato per il 2022 infatti è di circa 1.300.000 euro in più rispetto al 2021. Siamo costretti a prendere una decisione che mai avremmo pensato di prendere. Spegneremo infatti l'illuminazione pubblica, quella degli impianti comunali e anche dei monumenti nella fascia notturna, quella meno utilizzata dai cittadini. È chiaro che è una misura che prendiamo a malincuore, ripeto, per evitare di tagliare altri servizi che sono molto più importanti. Sarà ridotto il numero di ore di accensione delle luci dei monumenti, degli edifici pubblici e della rete stradale, una riduzione che verrà modulata in base alle necessità che dipendono dall'andamento dei costi energetici, da eventuali aiuti del governo e dalle ulteriori economie che l'amministrazione riuscirà a mettere in campo. Lo scopo principale è quello di salvaguardare le fasce più deboli, le scuole e le associazioni sportive. Noi abbiamo un raddoppio dei prezzi e sono anche preoccupato per il futuro perché per il momento tamponiamo così, ma l'anno prossimo cosa succederà? Quindi ecco, ci vorrà un po' di pazienza da parte della popolazione. Il comune aveva già sostituito quasi 1.300 lampade con quelle più economiche a LED, ma non è sufficiente. Per le casse comunali la previsione è spendere per la sola energia elettrica per la pubblica illuminazione 977.000 euro nel 2022 rispetto ai 488 previsti a bilancio, con un incremento di 489.000 euro. E a proposito di illuminazione, il Natale si avvicina. I comuni del Bassanese hanno già deciso quest'anno niente luminarie. Il caro bollette sta colpendo anche i comuni e molte amministrazioni hanno già deciso di ridurre l'illuminazione notturna per risparmiare. Nel frattempo l'autunno avanza a grandi passi e Natale è letteralmente dietro l'angolo. Ma pare che quest'anno le feste saranno all'insegna del risparmio energetico. L'albero non si tocca, però per le luminarie è tutto un altro paio di maniche. Quest'anno sono stata il primo comune a spegnere i lampioni durante la notte e mi sembra incoerente mettere tutte le luminarie nelle vie, quindi daremo il simbolo del Natale con l'albero illuminato, quello davanti al municipio, e il presepe, e poi metteremo una piccola luminaria solamente di richiamo nella zona di Mottinello. Le luminarie sono una di quelle cose non prioritarie nella nostra visione, però visto che sono comunque collegate alla pubblica illuminazione, qualcosina si farà in modo molto sobrio per dare un segno. Eviteremo evidentemente di porre in essere tutte le decorazioni degli altri anni sulle rotatorie, sulle piazze principali, ma perlomeno quello che è un abbellimento con una abete e delle luminarie, quello sarà fatto. Ma noi ne abbiamo discusso in giunta e avremo deciso di garantire in tutti i nostri centri, in tutte le frazioni, l'albero di Natale illuminato e di evitare l'accensione delle luminarie lungo le vie. Questo ovviamente per un risparmio della corrente, e credo che sia anche una scelta che sarà sicuramente capita dai nostri cittadini. Anche a Cartigliano quest'anno, nostro malgrado, siamo costretti ad accendere soltanto l'albero di Natale in piazza. La villa rimarrà al buio e non ci saranno altri addobbi, ma i costi dell'energia elettrica non ci permettono di fare altro e sono sicuro che i cittadini capiranno. Ci spostiamo ora a Bassano e torniamo a parlare della Fiera Franca d'autunno, centro storico invaso da bassanesi e turisti. I livelli sono quelli del pre-Covid. Fiera Franca d'autunno in una giornata più che mai di primavera. Bassano riscopre le vecchie abitudini, quelle pre-pandemia, ovvero una città presa d'assalto, una città invasa da turisti, visitatori e bassanesi. La crisi, le paure per i rincari delle bollette sembrano accantonati almeno per questo weekend. La gente ha capito che magari è meglio spendere qualcosa in più per avere un prodotto di qualità, quindi sanno già che
quando trovano qualcosa di qualità sono disposti a spendere qualcosa in più. Spendono un po' più accuratamente degli anni scorsi, però dai, un po' di soddisfazione c'è, speriamo che continui così, visto che di solito la domenica è un po' meglio del sabato. Stamattina c'è la gente che normalmente frequenta il mercato, quindi dai, speriamo. Una curiosità, frittelle semplici con la Nutella, che cosa si vende di più? Di solito quella con la Nutella e quella semplice sono quelle che vanno di più. Una vetrina importante, una boccata d'ossigeno rispetto ai giorni di mercato. Il mercato tradizionale purtroppo adesso è un po', un po' in caduta libera. Si vendono i giocattoli, la gente compra? Sì, la gente compra, vedo una bella giornata, le prospettive sono buone. Rispetto al passato, più o meno gente? Uguale al 2019 per il momento. Tanti sorrisi, nonostante i rincari dei prezzi in molte bancarelle di street food e bibite, ma c'è anche chi il sorriso lo abbozza solamente. I fiori si vendono, le piante si vendono? Pochino. Tante altre cose, per come vedi, però guarda, poco. Tanti turisti, tanti stranieri e anche qualche sportivo che sceglie di pedalare per poi concedersi l'immancabile frittella. Veniamo da Treviso, abbiamo fatto quanti chilometri? 50 chilometri, adesso proseguiamo, andiamo ad Asolo, andiamo verso Cornuda e poi torniamo a casa. Insomma, una bella pedalata, vi siete concessi la classica frittella? Non ancora. Alla fine resta la magia di una fiera che Bassano e la sua gente aspettano ogni anno, quest'anno un po' di più. La gente purtroppo in questo momento ha sempre di più bisogno di divertirsi e di qualcosa che gli piaccia, qualcosa che gli dia enfasi. Se vi piace la magia? Vedete, risentite. Lo avete visto, una fiera che sta regalando un weekend di spensieratezza. Sentiamo la voce dei bassanesi. E rivedere tutta sta gente dà anche allegria, dà anche speranza per il domani ed è anche un po' accumulare qualche soldo che in fondo prima si era perso. Sicuramente è bello vedere che porta un po' di movimento e rende vivo il centro in questo periodo dove spesse volte il centro è vuoto perché la gente preferisce gli acquisti online, quindi è una botta di vita che serviva sia dopo il Covid sia dopo il sopravvento dell'online. È bello vedere il centro vivo ogni tanto. Ritrovi un attimo la normalità anche, questo è comunque. Le persone ricominciano a vivere senza pensieri di occhio qua, occhio là, e se per caso cammino male, calpesto qualcosa, se scivolo per terra mi faccio male, cioè, ovunque ti giri occhio qua, occhio là, si torna a vivere serenamente. Se ne sentiva il bisogno, altro che finalmente si può passeggiare in tutta tranquillità e divertirsi un po'. Per socializzare, svagarsi più che altro, comprare un po' meno. Tanta gente a Bassano, serviva anche un po' per ritornare alla normalità, per ripartire un evento così? Speriamo bene, perché sennò qua, caro, siamo per terra. E ora ci spostiamo in altopiano. Tornano i lupi. Ad Asiago un vitello è stato smembrato nella sua stalla. Un vitello appena nato, sbranato nella stalla, una manza divorata viva in mezzo alle case. Un territorio che si interroga su quanto sta accadendo e su quello che potrebbe succedere da qui in avanti. Tornano in azione i lupi e in altopiano sono subito dolori. Nelle scorse ore i selvatici hanno preso di mira una stalla nella contrada asiaghese di Roncalto, a pochi metri dalle abitazioni. Dopo essere entrati nella struttura hanno azzannato un vitellino nato da qualche ora, cercando di tirarlo fuori dalla gabbia in cui era custodito. Non ci sono riusciti e l'hanno trascinato assieme alla gabbietta a diversi metri di distanza. Alla fine al povero animale è stata quasi strappata una gamba e il proprietario, richiamato dai muggiti disperati, ha potuto solo abbatterlo. Non è andata meglio una manzetta di un allevamento nei pressi di via Villarossi a un tiro di schioppo dal centro di Asiago, che è stata sventrata e divorata viva letteralmente davanti alle finestre delle abitazioni della zona. Era già successo pochi giorni fa e nelle vicinanze di questo allevamento erano stati predati degli asinelli durante l'estate. Le predazioni continuano e i lupi, che probabilmente non trovano più facili prede in altura con la conclusione della stagione dell'alpeggio, si spingono vicini ai paesi e alle contrade. E ora l'altopiano ha davvero paura, ma il sentimento più diffuso è la rabbia per una situazione che non è stata mai risolta. Apriamo ora la pagina della cultura. Ha presentato il programma della nuova stagione teatrale tienese, 10 grandi spettacoli di prosa e ben 5 spettacoli contemporanei fuori abbonamento.
Tiene riapre il sipario, sul palco la nuova stagione teatrale, la prima per la Giunta Michelusi che aprirà le porte del Teatro Comunale a partire dal 15 novembre in una promessa di eccellenza. Quest'anno puntiamo essenzialmente affinché il teatro sia effettivamente la casa di tutti, il teatro di tutti, quindi mi chiamo ai giovani affinché sia importante la loro presenza, ma anche a una cerchia di persone che effettivamente si vogliono avvicinare al mondo, alla realtà del teatro, che poi è una cosa fantastica. Poi la nostra stagione è una stagione d'eccellenza e quest'anno lo sarà ancora di più. Una nuova stagione teatrale di prosa che guarda la tradizione classica ma con uno sguardo rivolto anche alla contemporaneità. Si riapre il sipario con rinnovato entusiasmo nel solco della tradizione per quanto riguarda gli spettacoli in abbonamento. Nella tradizione nel senso che viene mantenuta la stessa struttura e sempre una qualità eccellente con attori che sono il top che il teatro italiano offre in questo periodo. E poi si riapre anche quest'anno con 5 spettacoli fuori abbonamento, una proposta ricca. Teatro, cuore pulsante di ogni città, prosa tienese, pietra miliare del teatro regionale. Il teatro aiuta la vita di una comunità, aiuta ad alimentare, ad accrescere la sua anima, il contenuto culturale e anche civile della sua azione collettiva, quindi è fondamentale che una città abbia un teatro e che sia frequentato bene come è frequentato bene quello di Tiene. Ora ci spostiamo al Teatro Comunale di Vicenza, questa sera uno spettacolo benefico. La prosa che aiuta la ricerca, perché l'incasso della rappresentazione teatrale Il malato immaginario di Molière, in scena domenica 9 alle 17 al Teatro Comunale di Vicenza, sarà interamente devoluto all'Istituto Internazionale di Ricerca Renale di Vicenza e all'Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze Degenerative. Il nostro passo in questo momento è quello di trovare soluzioni che siano miniaturizzate e portatili per rendere i pazienti che hanno bisogno di queste terapie di sostituzione e di lavaggio del sangue possibilmente più liberi e possibilmente anche in grado di farle al loro domicilio. Dopo 25 anni non siamo ancora arrivati a capirne i motivi per cui si trasmette e si diffonde l'Alzheimer. Sappiamo quali sono le cause per cui inizia, ma non sappiamo per quali sono i processi poi che succedono nel cervello che sviluppano il deterioramento che arriva, e di conseguenza la ricerca ha un ruolo fondamentale. Questo è l'ultimo servizio, vi ricordo che alle 14 saremo a Padova con una maxi diretta dalla Basilica di Sant'Antonio per l'arrivo dei pellegrini partiti da Milazzo per il progetto Antonio 2020. Grazie per averci seguito, buona domenica a tutti.